Fumata nera dal Consiglio provinciale di Gorizia dopo la seduta Fiume, terminata solo all'1 di questa mattina in merito alla mozione presentata dal consigliere di maggioranza Alessandro Zanella, capogruppo del Partito Democratico, sulle indicazioni per la sanità provinciale, relativa alle indicazioni per l'attuazione in regione delle linee di indirizzo sulla sicurezza e appropriatezza degli interventi neonatali. Ordine del giorno integrato dal capogruppo della Federazione della Sinistra, componente della maggioranza, Enrico Bulian, sulla necessità di salvare almeno il polo monfalconese. Bagarre in aula, spaccatura totale tra i consiglieri provenienti dall'area goriziana contro quelli provenienti dalla Bisiacaria. Un brutto segnale con accuse specifiche a 360 gradi. Chi accusa il sindaco di Gorizia di immobilismo, vedi Stefano Cosma del FLI, già portavoce del primo cittadino del capoluogo isontino. Chi, come la Lega Nord, avanza dubbi sulla collaborazione transfrontaliera per un discorso di campanilismo, mentre il PDL fa quadrato nei confronti del governo regionale amico, accusando la maggioranza di centrosinistra in provincia di fare campagna elettorale. Infine l'affondo del presidente dell'esecutivo provinciale Gherghetta, che punta il dito su un famoso assessore alla sanità regionale isontino, imputandoli di aver creato il pastrocchio, emerso meglio dell'acqua alta dei giorni scorsi. La provincia non ha competenze in materia, ma solo opera di difesa del territorio. I campanili servono solo a servire ulteriore humus a coloro che pensano tutto, non di certo al bene dell'isontino. Se l'erba del vicino è sempre più verde, la patata, anzi la fasolada per i maligni bollente dei punti nascita, si trasforma nella Salerno-Reggio Calabria, la grande incompiuta alla rovescia, a buon intenditor poche parole. Consigliere Medeot, spieghiamo un attimo il perché dell'importanza di questa consulta per quanto riguarda la lingua friulana. Questa sera abbiamo licenziato il testo che prevede il regolamento per la consulta friulana qui in provincia di Gorizia. È importante perché si riconosce e si dà pari dignità alla lingua friulana come dignità ha avuto anche la minoranza linguistica slovena. Non si esclude che in futuro anche le altre parlate della nostra provincia abbiano un riconoscimento, se non uguale, ma diciamo importante. Lo possiamo definire un anno zero oppure un programma già stabilito, ma soprattutto a 360 gradi? Beh, il percorso è stato lungo, siamo stati un anno per arrivare a questo punto. È un traguardo importante che sicuramente in futuro aprirà degli spazi molto più ampi. Quello che noi auspichiamo è che le due consulte e quindi le due comunità, la slovena e la friulana, comincino a parlare di più tra di loro in modo da creare una società più interculturale. E possiamo dire che il ruolo della provincia è proprio questo? Certo, il nostro ruolo è quello delle politiche di area vasta, di coordinamento delle varie realtà, anche dei comuni, in tutte le attività, questo è il nostro ruolo.